Siamo sempre con il Presidente dell'Euripa, Roberto Volpe. Presidente, lei ci ha appunto indignato nei confronti di certe situazioni che sono verificate, però c'è anche, si sta manifestando nel nostro territorio in particolare, una specie di business delle case di riposo, multinazionali, fondi, non si sa poi cosa ci sia dietro, che creano tante strutture per anziani, nascono nuovi di zecca, alcuni hotel vengono trasformati, ben venga perché anziani ce ne sono veramente tanti. Però c'è un problema di base, che potersi permettere una casa di riposo per una famiglia, per l'anziano singolo con una pensione nella norma normale, è qualcosa di insostenibile. Hanno dei costi altissimi e poi magari per mantenere dei giovani, stimolarli economicamente, dargli una retribuzione più congrua, perché quello sarebbe anche equo fare, si uscirebbe dalle logiche del mercato. E allora perché? Perché questo business, che cosa secondo lei ci sta dietro, è una cosa corretta, e poi perché queste rette non si riescono in qualche modo a sovvertire e quindi messe più a carico ovviamente della struttura pubblica, visto che poi... Ma guardi, allora, per quanto riguarda il business, io non lo so se possiamo parlare ancora di business, perché queste strutture che nascono oggi sono pensate 10 anni fa, in cui c'erano valori diversi, anche nel carico assistenziale. Gli anziani di oggi non sono quelli 10 anni fa. 10 anni fa 110-115 minuti giorno di assistenza diretta ed indiretta potevano starci, oggi siamo sopra i 140 minuti, per cui chi ha pensato il business allora non è lo stesso business di oggi, glielo posso assicurare. Detto questo, nel mondo c'è sana competizione, l'importante è che rispettino le regole del gioco. E in questo momento di crisi del lavoro è evidente che saranno le strutture che soffrono di più, perché sarebbero quelle che hanno più interesse a mantenere i margini. Per quanto riguarda le rette, allora, una persona anziana oggi, con i parametri che abbiamo di assistenza, diciamo qualitativamente media, perché io non dico mai alta, bassa, diciamo quello che consideri che un costo giorno è intorno ai 110-115 euro, con un'incidenza del costo del lavoro complessivo intorno al 75-80%. È evidente che se lei considera che un infermiere, l'incidenza del costo del lavoro di un infermiere a retribuzioni attuali è intorno ai 42-44 centesimi al minuto, 38-39 l'operatore, 37 adesso al minuto, lei capisce che questi volumi sono. Quindi questo è il costo di un servizio senza margini di cui prima. Ma in Italia, secondo paese più vecchio al mondo, il fondo della non autosufficienza nazionale è meno della metà del fondo della non autosufficienza del Veneto nazionale. Noi siamo un paese vecchio e nessuno ha mai pensato di inserire quindi un appuntamento certo con la vecchiaia e la non autosufficienza, nessuno ha mai pensato di ricomprendere nell'ambito previdenziale questo? Cioè, non sono io ritorno a quei signori che non sono eletti dal popolo, ma che sono negli uffici, che sono pagati per pensare, per offrire alla politica le problematiche su cui decidere, che ci riempiono di carte. I telespettatori devono sapere, in questi 6 mesi l'Istituto Superiore di Sanità ci ha mandato 80 circolari, 80. Ma se io le stampo tutte, relative alla gestione Covid, nelle RSA, ci ha mandato la prima circolare, a prescindere, dopo un mese che era partito il Covid. Non ha pensato di mandarcele un mese prima, dirci magari comprate mascherine, perché i cinesi ci avevano detto, forse è l'unica cosa vera, attenzione perché popolazione anziana e fragile, primo bersaglio. Voi non potevate agire in autonomia? Ma noi potevamo agire in autonomia, ma non è che noi siamo nati scienziati, noi lo sapevamo, però però deve essere un organo come l'Istituto Superiore di Sanità che dinanzi a una potenziale pandemia si attrezza. Detto questo, partiti un mese dopo ci hanno fatto 80 circolari. Io ci tengo a dirlo che questi signori stanno pensando o hanno pensato di contenere l'incendio di un bosco facendo attorno un muro di carta. Non so se la metafora aiuta a capire.
perché a questa gente che continua a dire, sento i provvedimenti anche del Ministero, bisogna assumere infermieri, prendere mi chiedo, ma avete prima pensato se ci sono effettivamente gli infermieri sul mercato? O lo sapete e fate finta di non sapere che metterete in crisi? Allora, abbiate la coerenza di dire, in questo momento decidiamo che i grandi vecchi di questo paese li abbandoniamo. Abbiate il coraggio di dirlo, perché il comportamento è esattamente questo. Ma per sopperire, per trovare delle soluzioni, secondo lei, step in vari gradi? In questo momento io credo che bisogna che tutti facciano una seria considerazione e che si dica che la mia proposta in questo momento sarebbe quella di dire tutti gli infermieri che oggi sono all'interno del sistema vengono assunti dal Servizio Sanitario Nazionale e vengono comandati per le necessità delle residenze per anziani nelle residenze per anziani. A questo punto ci sono più differenze contrattuali, non c'è più e garantiamo quei servizi che sono minimi. Ma non si può continuare... Perché altrimenti lei diceva c'è la tendenza a spostarsi dove... Ma è ovvio, ma è naturale. Ma chi è oggi? La ragazza o il ragazzo che si va a iscrivere a scienze infermieristiche, ma chi è? Saranno uno non lo so su quante migliaia che lo fa perché proietta la sua carriera all'interno di una residenza per anziani piuttosto che... È l'ospedale il punto di riferimento per un ragazzo che si iscrive a scienze infermieristiche? L'ambizione, diciamo, ultima. Ma sì, da noi fino ad oggi è un transito. Può esserci una condizione ambientale favorevole, sei in un territorio lontano dall'ospedale, lì c'è la residenza per anziani, ma sono fattori per cui noi, la popolazione lavorativa che dobbiamo intercettare, deve avere un numero maggiore, è una legge di domanda e offerta, dobbiamo averne di più ma ripeto, i numeri di oggi sono questi, metà degli infermieri della Germania a parità di popolazione anziana, ma dove andiamo? Seconda cosa, in questo momento noi dobbiamo, essendo consapevoli che comunque ci vuole un arco temporale, abbastanza breve, però ci vuole un arco temporale, bisogna che anche in ambito locale e nazionale si attivino immediatamente i percorsi formativi della terza S, che in Veneto sono stati declinati ancora 15 anni fa, sarebbero? L'operatore sociosanitario specializzato, cioè un corso supplementare di 600-700 ore, molto intensivo sotto il profilo della formazione sanitaria. Rivolto a? Operatori sociosanitari, è la famosa terza S, operatore sociosanitario specializzato. Tradotto l'infermiere generico, per capire. Sì. Questo, attraverso un percorso formativo aggiuntivo, raggiungerebbe quella qualifica e quella professionalità che permette di affiancare l'infermiere, che sarebbe ottimale nelle nostre residenze. Avremo un fabbisogno inferiore di infermieri, garantendo, perché non è che una struttura per anziani sia una chirurgia, ci sono delle mansioni importanti sotto il profilo infermieristico, ma ci sono tante altre mansioni che potrebbero essere fatte anche con una preparazione, penso alla somministrazione, tante altre piccole medicazioni. Quindi sostanzialmente il problema grosso è riuscire a trovare queste figure, a formarle e introdurle nel sistema. Perché noi stiamo vivendo anche una crisi del personale di operatori sociosanitari, però vede, questa crisi economica è venuta avanti, ha fatto scattare in molte persone l'idea che è un'occupazione più o meno certa, per cui rispetto agli altri anni, quest'anno che la Regione ha raddoppiato i corsi di formazione, li abbiamo quasi riempiti tutti i corsi, quindi noi abbiamo una previsione di formarne 6.000 a fronte di una carenza oggi più o meno di 2.000-2.500. Quindi dopo una volta che questi escono... No, questa deve continuare poi, certo, formazione. Dovrebbero sopperire. Però diciamo che nella prospettiva dell'operatore sociosanitario, sì, una prospettiva di soluzione, perché a livello locale lo si poteva fare e in Regione vedi un po' di luce in fondo al tunnel. Ma sugli infermieri, dove la Regione non ha potere decisionale, qui è un problema drammatico. Adesso spero che la Regione, stiamo parlandone con
sì, in modo abbastanza, siamo uno studio in uno stato avanzato, di far partire, perché questo la Regione può fare, i corsi per operatori sociosanitari specializzati, ma il tema degli infermieri è una competenza dello Stato. È una competenza, quindi Non è possibile che dopo questa emergenza, quest'anno, si vedano ancora gli atenei con i posti disponibili di infermiere scusi, uso sempre il termine infermiere professionale, mi scuso con gli infermieri, perché professionali non esiste più, si chiamano infermieri. Gli atenei infermieristici con gli stessi numeri dell'anno scorso. Cioè, è un paese che Ma è come senza lei che governo. rappresenta le case di riposo a livello regionale, le strutture diciamo, di assistenza per anziani, con il suo omologo di altre regioni, eccetera, unitamente non potete intervenire e interagire con il governo? Noi come Associazione del Veneto siamo anche i coordinatori nazionali di un'associazione, cioè io rappresento questa associazione nazionale che mette insieme tutte le associazioni regionali. E non potreste fare un'azione? Ma noi lo facciamo, ma guardi che noi scriviamo, noi abbiamo scritto una lettera, un appello al Ministro Speranza, al Premier Conte e a 1500 tra parlamentari, senatori e sindaci, un appello, e sa quanti hanno risposto? In 3. Ma neanche il Ministro non ha dato nessun tipo di esito? Ma no, perché questo è un paese che non legge, è un paese che è fatto di, non lo so, di immagini. Una volta almeno c'era una classe politica che ti mandava una letterina e ti diceva il Ministro ha letto, prenderà in considerazione cordiali saluti. No, non ti arriva neanche una mail di risposta. Allora, questo è un dato di fatto. Una voce sul deserto. Cosa? È un urlo sul deserto. Allora, quindi questa è una situazione. Relativamente all'altra situazione, quindi avete ricevuto degli stanziamenti dalla parte della Regione del Veneto per le case di riposo, per che cosa? Per la situazione Covid, allora, giusto? In Veneto abbiamo ricevuto, allora la Regione del Veneto, devo dire, ha fatto qualcosa. Ha fatto 2 delibere, due delibere a settembre, più adesso un'altra di contributo straordinario, questi famosi euro e 50 eccetera. Sono dei segnali, non è che risolvano il problema, sono dei segnali di attenzione, comunque ha messo circa 30 milioni di euro. Sì, non sono ciolini. Non sono pochi, ma rispetto, posso immaginare, credo che chiunque ci sta guardando sa benissimo che un'impresa in cui aumenti i costi e diminuisci i ricavi è destinata a fallire. Noi siamo in questa fattispecie, abbiamo avuto un aumento di costi spaventosi e una riduzione dell'occupazione altrettanto importante. Questi 30 milioni serviranno per che cosa? Per i presidi di servono come contribuzione, ma noi non abbiamo avuto solo il problema dei presidi, noi abbiamo avuto il problema delle migliaia di ore di straordinario che sono state fatte per le assunzioni, per le sanificazioni e quant'altro, quindi dei costi aggiuntivi. Bene. Ma la cosa che uno si chiede, io capisco che c'è la tendenza a chiuderci dentro i confini, ma è quello che stiamo cercando di dire a livello nazionale. Ma è possibile che questo paese, che ha finanziato i sexy shop chiusi, che ha finanziato i ragazzi che giocavano nel calcio dilettantistico, non abbia la coscienza veramente di finanziare le residenze per anziani per dargli un aiuto? Cioè, ma si rendono vuol questi... dire famiglie, oltre che persone... Vuol dire aiutare anche le famiglie. Cioè noi cosa dovremmo? Scaricare tutti questi costi sulle rette? Allora, siamo cattivi perché abbiamo il Covid, siamo cattivi perché non paghiamo il personale, che poi tra l'altro noi non li firmiamo neanche i contratti nazionali, qualcun altro li firma per noi, quindi poi magari li firma e poi si lamenta con noi. Io non firmo i contratti nazionali, li subisco, poi chi li firma a Roma viene a arrabbiarsi con me, però vabbè, siamo in Italia. Siamo attaccati perché magari i familiari non capiscono la situazione legittimamente, cioè, poi dovremmo anche aumentare le rette. Cioè, qui manca solo che ci bombardino e noi siamo a posto, nel senso che, ma non c'è una coscienza in questo legislatore nazionale che dica, prendiamo in esame anche questa situazione delle case di riposo e li trattiamo come una pizzeria, li trattiamo come un sexy shop, mi perdoni la battuta. Non sono state chiuse, quindi... però se chiudono alla sera gli danno un minimo di contributo. Noi abbiamo combattuto, stiamo combattendo e cosa dobbiamo fare? Per cui, ecco, tornando al discorso iniziale, quando ci si pone la domanda, molte volte la risposta, adesso a parte le battute, è: ma siamo veramente convinti che l'anziano sia una delle attenzioni di chi governa il paese,
o se non sia non nelle priorità, ma neanche negli ultimi pensieri. Cioè sembra proprio che sia lontano dai pensieri di chi ci governa, perché dopo quello che hai visto e vissuto nella prima ondata, non avere la sensibilità di pensare ai nostri anziani, ai nostri grandi vecchi, che sono quelli che ci permettono di essere qua io e lei stasera a discutere, perché questo mondo lo hanno costruito loro. Cioè, a volte veramente mi sembra di vivere un incubo. A volte forse la risposta più semplice è che purtroppo chi non tocca con mano certe difficoltà perché economicamente sta molto bene, quindi è in grado di garantire un'assistenza domestica privata qualificata di alto livello a casa perché può permetterselo, non si pone neanche il problema perché non lo deve affrontare. Se chi invece magari ci governa si trovasse nella situazione di avere i 1.500 euro al mese, un pensionato da 700-800 euro a casa, incomincerebbe a porsi il problema, in un'autosufficienza a porsi il problema. È sempre, cioè, bisogna prima vivere le situazioni e capire che per affrontarle ci sono dei piccoli step da fare, perché anche questo è banale a volte, molto umano, purtroppo. Lei ha detto le cose molto meglio di me, perché è assolutamente vero. Io però non posso ritornare al tema di prima, ma tutta questa dirigenza che produce documenti, ricerche ed altro, io dico, o hanno una famiglia longeva, per cui hanno l'elisir di lunga vita, per cui nessuno di questi ha mai toccato con mano il problema di un anziano, o sono talmente egoisti che l'anziano, non lo so dove l'hanno chiuso dentro in un armadio, ma non è pensabile che oggi non ci sia nessuno che ha questa coscienza. Io resto, guardi, la pandemia, questa pandemia ha messo a nudo tutto quello che in 10-20 anni stiamo dicendo, inascoltati, forse lo ha messo sotto gli occhi di tutti nel modo più drammatico, nel modo più duro, se si vuole. Però io dico, è brutto da dire, perché ci sta ascoltando chi magari ha avuto l'anziano che è morto per Covid. Io l'ho vissuto anch'io, in struttura lo sto vivendo, è drammatico, perché hai fatto tanto e arriva questa cosa e te lo porta via in poche ore. Però io spero veramente che il sacrificio di tutti questi, di tanti nonni e nonne, che questo maledetto virus sia portato via, sia servito a qualcosa, sia servito a muovere qualche coscienza, sia servito a muovere qualche responsabilità, perché di più di così non saprei cosa dire. Siamo in chiusura, Presidente, solo una questione, perché poi sono da fuori di questa. Non è possibile strutturare in qualche modo una modalità anche, non so, digitale di contatto tra chi è all'interno e chi è all'esterno, dotazioni di tablet che vengono attivati, cioè comunicazione, questa è un'altra questione, perché le famiglie sono molto molto preoccupate e gli anziani soffrono la solitudine, lo sa, insomma lei ci vive in mezzo, lo sa benissimo. Proprio in un secondo perché siamo in chiusura, però la domanda... Guardi, sono cose che abbiamo fatto fin dal primo giorno. Oggi vorrei dire ai familiari, guardate che queste cose, se trovate strutture che non le fanno, non le stanno facendo, perché con il 20-30% di organici in meno, noi i ragazzi, i fisioterapisti, gli educatori, tutte le persone che erano dedicate stanno facendo assistenza diretta. Io ho fatto un appello ai familiari, non telefonate, vi avvisiamo noi se ci sono delle cose, perché gli infermieri non hanno tempo di... Quindi da parte nostra, lei si immagini, per noi è la soddisfazione più bella accompagnare un anziano a un incontro, fare una videochiamata, perché ne sentiamo oggi in questo momento, ripeto, io nella mia struttura questa mattina i fisioterapisti portavano fuori i bidoni del materiale infetto, cioè stiamo tutti lavorando con turni di 12-13 ore e le garantisco, uno dice non è possibile che non troviate il tempo per una telefonata, io vi dico, vi giuro che i ragazzi escono stremati, provate a tenere una tuta per 12 ore al giorno. È drammatico, in questo momento per noi le attenzioni sono tutte per gli ospiti perché non possiamo lasciarli a letto, dobbiamo comunque cercare di alzarli. Guardate che è un'immagine drammatica, ma voglio che venga colta con questa drammaticità, perché in questo momento, guarda, io l'appello che mi sento di fare in chiusura, sa qual è? È quello di dire,
Non lo so se è giusto o sbagliato, però siamo talmente tanto in difficoltà in questo momento che mi viene da dire che chi ha già avuto il Covid, io non sono né un virologo né altro, non sono in grado di dire se, però chi ha avuto il Covid ed è uscito da questa malattia in forze, che venga a aiutarci nelle strutture. È un appello che faccio perché poche ore servono. Sarebbe possibile come Noi in questo volontariato. momento abbiamo bisogno di Di tutto, volontari. abbiamo bisogno di chi c'è, non c'è una cosa di cui non abbiamo bisogno, soprattutto le strutture che hanno i numeri, cioè l'evoluzione importante nei numeri. Abbiamo bisogno di tutto perché qualunque cosa in questo momento aiuta. E allora, rivolgendosi all'URIPA, chi volesse fare questa... Alla struttura per anziani del loro territorio, Per fare sicuramente vi dirà di sì. Grazie Presidente. Basta non sia una scusa per dire sono un familiare per entrare. No, vabbè, insomma, qui si tratta di pensare di servire il prossimo. Assolutamente. Presidente, noi la ringrazio veramente del suo intervento, so che ha Grazie a voi. tantissimo da fare, anche il tempo da averci dedicato, però è un modo per comunicare una realtà dall'interno a tantissime persone che hanno anche bisogno di avere informazioni e noi di conoscenza. Io la ringrazio, la inviteremo ancora se avrà modo di darci aggiornamenti tra un po' di tempo, speriamo positivi. A voi naturalmente di averci seguito, restate con noi perché c'è la pubblicità, dopo la pubblicità abbiamo un altro approfondimento insieme. A tra poco.